Guaiù, ma diciamoci la verità, ma si può mai soffrire così assai? Ciao ragazzi, io sono Vincenzo, bentornati nelle mie analisi a freddo. Ragazzi, cambiamo un pochino questo format perché onestamente nelle ultime uscite mi sembrava di essere un po' troppo robotico, un po' troppo impersonale e la cosa onestamente non mi stava piacendo, quindi adesso stravolgiamo praticamente tutto, proviamo ad andare ad analizzare un pochino più a freddo la partita. Io cercherò di dirvi, anzi vi racconterò quello che ho notato durante la partita, magari delle cose non le avete notate, infatti inseriamo nell'analisi a freddo, anzi sarà esattamente l'analisi a freddo con tre cose che forse non avete notato di Hellas Verona-Napoli, ragazzi. E quindi ripartiamo dalla domanda iniziale, no ragazzi, ma si può mai soffrire così tanto? E questa domanda ve la sto ponendo perché in realtà me la sono posta anche io alla fine della partita sabato sera, perché onestamente penso che tutti quanti tutto ci aspettavamo da quella partita tranne che questa sofferenza incredibile, no? Perché il Napoli, tra l'altro, partito forte con un episodio di campo, ricordiamoci, specifichiamo, un episodio di campo a favore, passa pure subito in vantaggio perché in realtà l'approccio è anche abbastanza corretto. Cerchiamo di attaccare, proviamo a spingere, palla ad Højlund che si crea un'occasione, viene crossato il pallone in mezzo, Højlund si ritrova praticamente la palla sulla testa al centro dell'area di rigore e fa un gol secondo me veramente bellissimo, ragazzi. Io penso che quel gol di Højlund sia di una difficoltà elevatissima, cioè mettere quella palla all'angolino di testa facendo vabbè palo gol, ma dargli la giusta forza, la giusta direzione, la giusta angolazione, penso sia veramente veramente complicato. Io sono abbastanza sicuro che se l'avesse fatto qualsiasi altro giocatore quel gol sarebbero nati dei titoloni incredibili. Invece, per soffermarci sulle prime cose che ho letto anche in questi giorni, no? Perché come vedete e come sapete, insomma, la mia analisi a freddo a volte arriva anche un paio di giorni dopo la partita perché sono solito pubblicarla appunto il lunedì, per cercare anche di darmi tempo di analizzare e di far fermentare le idee nella mia testa. Invece sto leggendo ovunque da una settimana a questa parte, nonostante le prestazioni che Rasmus sta offrendo a Napoli, insomma, in tutte le partite, che non si sa come giudicare, insomma, questa stagione fino ad ora di Højlund, perché ha segnato 8, forse 9 gol in campionato, però andando a segno solo in 5 partite in tutta la stagione, il che per carità, insomma, può essere anche analizzata questa cosa, però sottovalutare o comunque non notare tutto il lavoro che Rasmus fa per l'intera squadra e per il reparto offensivo che sta sostenendo praticamente da solo da inizio stagione praticamente a sabato, penso sia veramente veramente ingeneroso, perché Rasmus sta facendo veramente un lavoro impressionante e sta sostenendo tutta la squadra, spesso si carica veramente la squadra sulle spalle, quindi questa cosa veramente mi dispiace e volevo appunto farvela, cioè nel senso, come dire, mostrarvi il mio disappunto e anche cercare di chiedervi che cosa ne pensavate voi di questa situazione, perché per me è un giocatore totalmente e assolutamente da riscattare, ma penso che questa cosa l'abbiano già decisa anche, insomma, in casa Napoli, per così dire. In tutto questo, ragazzi, io vi ricordo di seguirci magari su tutti i social, stiamo praticamente ovunque, magari lasciate un like anche a questo video, ma soprattutto seguiteci, anzi unitevi al gruppo Telegram che noi abbiamo, trovate naturalmente il link in descrizione, perché è ovviamente totalmente gratuito, possiamo confrontarci in maniera diretta, potete farmi domande e vi avviso di tutti i video, di tutte le live, insomma, durante la settimana, quindi tendenzialmente vi conviene. Comunque, tornando alla partita, ragazzi, il Napoli parte forte, bel gol di Højlund, ed è lì la prima cosa, insomma, che mi dà un po' fastidio, perché, ma in realtà che ha dato fastidio penso un po' a tutti e soprattutto anche ad Antonio Conte, no? Perché da quel momento il Napoli cala costantemente l'intensità, tanto è vero che io praticamente, e ve la chiudo tra virgolette così la situazione, dal gol di Højlund al gol di Lukaku praticamente mi sono addormentato. Ed è una cosa bruttissima da dire, perché praticamente vi sto dicendo che la prestazione del Napoli, come pensiate tutti e pensiamo tutti, è stata abbastanza brutta, perché tendenzialmente il Napoli non ha costruito e non ha creato nulla di estremamente interessante, se non gli ultimi 10-15 minuti di partita per poi arrivare appunto al gol di Lukaku. E questa è una cosa, insomma, che mi è molto dispiaciuta, perché solitamente
il Napoli anche quando perdeva, anche quando perde, cioè per esempio se vi ricordate la partita scorsa a Bergamo, ha sempre creato tanto, ha sempre giocato anche abbastanza bene, infatti ho sempre detto che nonostante quello che si dicesse Conte stava proponendo delle cose, delle trame di gioco interessanti, aveva un'idea precisa di calcio che stava provando a portare nonostante le tantissime assenze, mentre in questa partita col Verona sembra essere stato fatto un passo indietro veramente enorme, veramente pesante dal punto di vista del gioco, ma questo non deve far distogliere la nostra attenzione da quello che è stato poi fortunatamente, perché possiamo dirlo che c'è stata naturalmente anche un po' di fortuna in questo caso, l'obiettivo finale che era portarsi ragazzi i 3 punti a casa, e questo ve lo sottolineo, ci siamo portati 3 punti a casa che sono fondamentali per la corsa Champions. Oltretutto, cioè scusatemi, super fondamentali dopo aver visto tra l'altro come è andato anche il weekend di Serie A. Quindi va bene, la prestazione non è stata bella, il risultato è stato portato a casa e ragazzi al momento va benissimo così. Naturalmente all'interno di questi 90 minuti noi abbiamo parlato veramente poco e nulla, ma perché, vi ripeto, dal mio punto di vista c'è stato poco e nulla che è successo durante la partita, se non naturalmente il pareggio del Verona. Diciamo che prima di parlare proprio dei 2 episodi, secondo me importanti, insomma, che hanno portato a pareggiare il Verona, io a un certo punto me lo sentivo che il Verona sarebbe arrivato a pareggiare, perché come vi ho detto, il Napoli ha segnato, abbiamo poi calato l'intensità strada facendo durante il primo tempo, e la cosa infatti mi innervosiva perché li vedevo proprio scarichi a livello anche energetico ma pure dal punto di vista mentale. Siamo rientrati nel secondo tempo allo stesso modo, e questa è un'altra cosa che mi è dispiaciuta, perché solitamente che mi è dispiaciuta e che ho notato, perché solitamente Conte tra primo e secondo tempo dà sempre una scarica, insomma, come se facesse un elettroshock ai giocatori, no? E invece questa volta questa cosa non c'è assolutamente stata, e mi ha anche un po' stupito questa cosa. Il Napoli è entrato con la stessa bassissima intensità nel secondo tempo e il Verona incredibilmente ha preso campo. Ragazzi, parliamo di un Verona costruito con i piedi, naturalmente dalla dirigenza, allenato alla meglio da Zanetti, adesso sta provando a fare qualche cosina a San Marco, ma è una squadra tendenzialmente quasi destinata alla Serie B, che ha giocato con il coltello fra i denti, ragazzi, ma semplicemente perché il Verona sta alle ultime spiagge, cioè quella col Napoli è già stata un'ultima spiaggia, le prossime 1 o 2 partite saranno l'ultima spiaggia per loro per provare a rientrare in un'eventuale corsa per la salvezza. Quindi è chiaro che loro hanno giocato di fisico, hanno cercato insomma di metterla appunto sul piano agonistico, ma qualitativamente a livello tattico insomma sono comunque poca roba. Parliamoci chiaro, una squadra come il Napoli, al di là delle tantissime assenze che io continuo a sottolineare ed è giusto ricordarle sempre, ma una squadra come il Napoli, con i giocatori che aveva in campo, doveva a un certo punto aumentare i giri per ammazzare la partita, cosa che non è stata fatta, e lì è stata creata, insomma, oppure lì il Napoli, scusatemi, preciso, ha creato le giuste condizioni per far arrivare a pareggiare il Verona, sia per il Verona in sé, che comunque stava meritando di provare a portarsi sul pareggio, sia ha creato le giuste condizioni, e qui mi mando una provocazione enorme, all'arbitro per provare a fare la cazzata della domenica, come accade quasi tutte le domeniche con gli arbitri, insomma, quando arbitrano il Napoli. È divertente, ragazzi, a me viene da ridere perché so che naturalmente succede quasi a tutte le squadre ormai in questa Serie A dominata dagli strafalcioni arbitrali, però anche in questa partita, nonostante fortunatamente l'episodio non ci ha compromesso la conquista di 3 punti, come ho detto prima con un po' di fortuna, ma il calcio d'angolo che porta poi al gol di Akpak Pro praticamente non doveva esistere, l'hanno detto praticamente tutti, io ho rivisto più volte insomma l'azione. Quello è un fallo di Bowie, mi pare, sì, su Buongiorno, veramente palese, e non capisco come Colombo e l'assistente non siano stati in grado di vederlo e di sanzionarlo. Quindi partiamo appunto dal fatto che quindi questo calcio d'angolo non doveva esistere, ma poi sul calcio d'angolo la palla arriva in area di rigore, viene ribattuta fuori, lì Akpak Pro è
allucinantemente da solo, cioè ragazzi, per esempio questa è una cosa che va totalmente a incolpare anche la difesa del Napoli, perché lì Akpak Pro è praticamente solo ed è libero di calciare, è comunque una cosa che non ha assolutamente senso, ma sul tiro di Akpak Pro che viene deviato da Højlund, dietro Højlund c'è Frese. Mo, Frese è in fuorigioco. La mia domanda è, perché? Perché al VAR non hanno, oppure sono andati a rivederlo perché c'è stato il check non estremamente lungo, ma perché non è stato richiamato all'on field review il signor Colombo, che lì è palese fuorigioco attivo? Perché è vero che Højlund colpisce la palla perché è arrivato il tiro, ma è pur vero che Højlund colpisce la palla anche perché ha all'attaccante dietro, e quindi la colpisce anche per non far prenderla all'attaccante dietro, quindi là è palesemente fuorigioco attivo, mentre diciamo che tendenzialmente l'arbitro, il guardalinee e in sala VAR non se ne sono fregati proprio di questa situazione, hanno deciso che era gol del Verona. Secondo me, anche perché mi sono anche un po' scocciato a volte di essere estremamente diplomatico, sono due errori comunque gravissimi sia dell'arbitro sia comunque anche della sala VAR, del VAR e della VAR, insomma, di tutta la gente che lavora intorno all'arbitraggio della partita, che comunque hanno poi condizionato un attimo la gara, perché quel gol non doveva esserci, sicuramente il Napoli, ripeto, non stava giocando bene, però quel gol non doveva tendenzialmente esistere, mentre il Verona pareggia, naturalmente prende coraggio, naturalmente prova a prendere campo, il Napoli non ha avuto diciamo la forza di reagire, se non quando Conte ha iniziato a fare le sostituzioni. Perché qui arriviamo a praticamente due delle tre cose che forse non avete notato, o che forse avete notato ma non ci avete dato molto peso. La prima cosa che vi voglio dire è la prestazione abbastanza o molto incolore di Stanislav Lobotka. E raga, questa è una notizia perché Lobo fino ad oggi ogni partita che ha giocato magari a volte non ha fatto le prestazioni eccellenti, ma ha sempre fatto le ottime prestazioni, insomma è sempre stato il faro del centrocampo. Sabato invece col Verona ha giocato veramente molto molto sottotono, e questa cosa un po' mi ha stupito, sembrava molto stanco, sembrava in affanno, nonostante comunque adesso non ci sono nemmeno partite infrasettimanali, quindi non so se ha accusato molto la fisicità del centrocampo del Verona, si è accusato sta iniziando ad accusare il fatto di non avere un centrocampista di ruolo a fianco, perché Elmas, che io adoro, ma naturalmente non è un centrocampista centrale, infatti anche Liff le cose migliori le fa quando viene spostato un pochino più avanti. E quindi la prima notizia, la prima cosa che forse non avete notato o a cui non avete dato peso è la prestazione sottotono di Lobotka. E la seconda cosa, che è estremamente collegata, è la grande prestazione, nonostante pochi minuti, di Billy Gilmour. Ragazzi, entra in campo un centrocampista probabilmente fresco sia fisicamente sia mentalmente, e si vede perché dà proprio velocità, geometrie, verticalizzazioni, insomma gestisce i tempi in modo da far alzare il baricentro al Napoli per provare ad andare ad attaccare, per provare a velocizzare la manovra e per provare a presentarsi un po' più spesso nell'area di rigore del Verona, cosa che effettivamente dall'ingresso di Gilmour comincia a succedere. Come comincia a succedere, nonostante magari non sia stato eclatante, dal momento che sono entrati gli stessi Mazzocchi e Gutierrez. Poi tatticamente vogliamo parlare, che non si capisce perché ancora Conte insista con Mazzocchi a sinistra e Gutierrez a destra, anche se Gutierrez a destra insomma poi ha fatto vedere delle belle cose, però hanno comunque dato freschezza alla manovra insieme a Billy Gilmour e siamo riusciti a catapultarci un po' di più nella metà campo del Verona, cosa che secondo me doveva essere fatta chiaramente molto 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 prima, però quantomeno l'abbiamo fatto. E infatti proprio insomma da questo brio che è arrivato, nonostante praticamente i cambi, oserei dire quasi siano stati sotto certi punti di vista difensivi da parte di Conte, anche perché la gente quella è, insomma i giocatori quelli sono, all'ultimo respiro su un calcio d'angolo battuto al Napoli, che io stavo già bestemmiando tutti i santi e le madonne perché non hanno crossato subito in mezzo, hanno fatto girare palla, io li stavo già urlando contro, e nel frattempo stavo scrivendo praticamente a un mio amico e dicevo che cazzo, abbiamo fatto una prestazione di merda, abbiamo pareggiato, ma che cacchio,
praticamente cross di Giovane e Lukaku la gira in porta. Io lì sono totalmente impazzito, ragazzi, perché in quel momento, ed è quello che continuo a pensare, che cazzo me ne frega, il Napoli ha fatto una prestazione orribile, ma ho goduto come un pazzo, ragazzi, perché vincere comunque a Verona giocando così male al 95esimo quest'anno con questa situazione e con l'unico obiettivo che ci è rimasto, arrivare in Champions dopo tutta la tragedia che è successo in questa stagione tra infortuni, arbitraggi e chi ne ha più ne metta, veramente ho goduto come un pazzo, ragazzi, e questa cosa ha messo totalmente in secondo piano la prestazione, almeno dal mio punto di vista. Detto ciò, arriva il terzo punto che forse non avete notato, ma non è che non l'avete notato, magari non gli avete dato il giusto peso, ecco, che è l'abbraccio dopo il gol di Lukaku, che sì, dovuto naturalmente per la persona Lukaku, nel senso che chiaramente Romelu viene da un periodo tragico sia personale sia sportivo, insomma, infatti le sue parole post partita sono state veramente veramente toccanti e cioè, ci hanno fatto comunque scendere la lacrima anche a noi, ma quell'abbraccio che è arrivato dopo il gol di Romelu con tutti quanti abbracciati che urlavano, che erano impazziti, che festeggiavano, dà un segno di unità all'interno della squadra veramente veramente importantissimo e veramente fondamentale per andare a chiudere questa stagione nel migliore dei modi. Una squadra che è unita, è un gruppo che è unito, che segue l'allenatore, che si farebbe ammazzare per l'allenatore e per la squadra e per la maglia in questo momento, ed è esattamente questo quello che vogliamo noi tifosi, è vedere dei ragazzi che darebbero tutto, vogliono dare tutto per provare ad arrivare all'obiettivo. Ragazzi, questo è stato un pochino quello che ho visto io durante la partita Hellas Verona-Napoli. Vi do anche un po' i miei migliori e peggiori, molto velocemente. I due miei migliori sono i due attaccanti, Højlund e Lukaku, ragazzi, hanno segnato i due gol fondamentali, ma Højlund comunque al di là della prestazione un po' in colore del Napoli, gioca comunque in maniera sempre combattiva, insomma, comunque le poche occasioni che crea il Napoli nascono sempre da un tocco di Højlund, da una sponda, da una giocata, da un inserimento, quindi va naturalmente tra i migliori. Come va tra i migliori Romelu Lukaku, ragazzi, perché è entrato, ha sì sbagliato magari qualche stop e qualche giocata, però si vede che sta prendendo fiducia, si vede che sta prendendo vigore e quindi insomma la prestazione è stata comunque importante, insieme anche a quella di Gilmour, devo dire la verità, forse ve ne dico tre, perché Gilmour bisogna inserirlo tra i migliori, ma Lukaku naturalmente va inserito perché ha segnato il gol vittoria, quindi come non inserire Romelu Lukaku tra i migliori. I due peggiori sono stati, ragazzi, invece Lobotka e Spinazzola. Lobo l'abbiamo già detto prima, insomma prestazione abbastanza inconsistente. L'altro è Spinazzola, che forse potrei unire anche in questo caso a Matteo Politano, due giocatori che mi sono sembrati molto in affanno, due giocatori a cui il pensiero sembrava andare più veloce delle gambe, insomma, perché hanno sbagliato veramente tantissime giocate tra cross, potenziali dribbling, accelerazione eccetera, e quindi diciamo sono due che hanno veramente sofferto tanto e su questa cosa secondo me Antonio Conte bisogna che ci lavori per capire, come dice lui, insomma, chi è meglio mandare in campo, soprattutto in posizioni così delicate come quelle degli esterni che devono fare la doppia fase e devono fare tendenzialmente in alcuni casi la differenza. Comunque ragazzi, questa è stata la mia analisi a freddo, un poco cambiata, un poco rivoltata, insomma, completamente. Fatemi sapere se vi piace, se vi è piaciuta, cosa ne pensate della partita dell'Hellas Verona-Napoli e mi raccomando, non vi dimenticate che oggi alle 18 andiamo in live con il caffè del lunedì. Voglio, è stato un piacere, forza Napoli sempre.